Sono le immagini di 70 anni di provincia di Treviso, da Palazzo Scotti, dove nel 1945 si riunì per la prima volta questo organo di governo territoriale voluto dalla neonata Costituzione italiana. E sono le immagini proiettate ieri sera durante l'ultimo consiglio della storia della provincia, come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi. Presenti alcuni dei tanti presidenti che si sono alternati tra Palazzo Scotti, la sede di Via Battisti e il Sant'Artemio. Tanta l'emozione nei ricordi dei progetti realizzati, quanto il rammarico per ciò che non è arrivato in porto. E da domani la provincia, come ente nato dopo la seconda guerra mondiale, non esisterà più. E adesso un 90 giorni di commissariamento perché la legge di stabilità prevede che devo rimanere qui assieme alla giunta facendo le funzioni anche al Consiglio provinciale per 90 giorni in attesa della conferma delle elezioni a ottobre, se ci saranno, ma io ritengo anche in previsione di quello che sarà l'esito del referendum che si terrà ad ottobre. Già perché se non dovesse passare la riforma del Senato, cambierebbe la sorte anche delle province. Se non passa il referendum sul Senato, che è la parte più importante, ma però questo referendum del titolo quinto della Costituzione prevede tantissimi altri drenaggi dal territorio per portare direttamente a Roma, significa che l'ente provincia mantiene la sua autorevolezza e la sua autonomia all'interno della Costituzione. Insomma, i prossimi mesi potrebbero riservare ancora dei colpi di scena, tra i palazzi e il Sant'Artemio, ad iniziare dal nuovo presidente sindaco, tutt'altro che scontato. E Leonardo Muraro cosa farà? Leonardo Muraro continuerà a fare il presidente, accompagnerò alle nuove votazioni quando si svolgeranno all'ente provincia e dopodiché penseremo cosa fare. Pensione? Cioè io ho anche 60 anni, per cui diciamo che non sono un quarantenne che ha una prospettiva di pensione a 20-30 anni, per cui insomma vediamo la situazione come può andare.